Brevemente, prego. Brevemente, intanto, veramente benvenuti a Palazzo Ferrofini e direi che noi facciamo spesso iniziative dove diamo riconoscimenti a atleti, a persone che si sono contraddistinte appunto nei propri campi specifici ai massimi livelli, ma appunto entrando e vedendo tutti questi ori ho percepito subito che siamo in una situazione molto particolare, quindi in una realtà, quella della sezione comunale di Musei di Piave a Federcaccia, che si applica nel tiro a volo, che sta avendo risultati veramente incredibili. Quindi veramente complimenti da parte della Regione Veneto, del Consiglio regionale. Un ringraziamento particolare a Fabiano Barbisan che ha fortemente voluto questa iniziativa. Saluto anche il collega Gabriele Michieletto che è anche lui sensibile a questi temi, però appunto riteniamo, quando è giusto farlo, far sì che ci sia anche da parte nostra appunto un riconoscimento a chi nella propria passione, ripeto, raggiunge livelli altissimi. E anche appunto nelle chiacchiere che abbiamo fatto prima, tutti questi titoli di campione italiano che appunto vengono appese come medaglie, come trofei nella sezione comunale di Musei di Piave, penso sia, non so se un unico nazionale, ma ripeto, numeri così non penso siano facili da vedersi. Quindi veramente complimenti da parte del Consiglio regionale, complimenti anche da parte di un tesserato Federcaccia e mi auguro e spero che appunto anche questa passione che veramente è sempre stata anche per l'Italia una delle fucine di medaglie a tutti i livelli, sia olimpioni che altro, sia comunque una cosa che viene trasmessa, tramandata, praticata dal maggior numero di persone possibili, perché comunque è una passione sana che permette, ripeto, anche di mettere la propria competenza e le proprie capacità a confronto con gli altri, ma appunto raggiungendo, ripeto, notevoli traguardi. Cedo la parola all'amico e collega Fabiano Barbisan che, ripeto, ha fortemente voluto la giornata di oggi. Fabiano, prego. Sì, grazie da parte mia. Intanto Beppi, che Giuseppe qualche anno, diciamo, non fortemente voluto, appressato. Appressati, insomma, ci siamo riusciti, dai. Poi, i rappresentanti del comune, mi spiace non avere il sindaco, ma è molto meglio rappresentato perché abbiamo la Marilisa, assessore, e Pivetta, Marilisa Coppo e Claudio Pivetta, due assessori del comune di Musile. Cari atleti e amici, oggi è un onore per me essere qui per celebrare un risultato importante, frutto di passione, dedizione e impegno costante. Siamo qui per rendere omaggio a coloro che con sacrificio e determinazione hanno portato avanti una disciplina che rappresenta non solo una tradizione sportiva, ma anche un vero e proprio stile di vita. Tiro a volo nelle diverse specialità, fossa olimpica, fossa universale e compact, è un'arte che richiede precisione, concentrazione e una grande forza mentale. Non è solo uno sport, ma una vera e propria sfida con noi stessi, un'occasione per mettersi alla prova e superare i propri limiti. Ogni sessione di allenamento, ogni gara, ogni successivo successo o ostacolo affrontato contribuisce alla crescita non solo come atleti, ma come persone. Voglio ringraziare la Federazione Italiana della Calcio Sezione Musile di Piave per aver dato vita a una comunità di atleti in pochi anni, perché ho capito che sono proprio neanche una decina d'anni, che pur all'interno di un'associazione venatoria hanno saputo mantenere vivi i valori di lealtà, rispetto per l'ambiente e passione per la pratica sportiva. Voi siete un esempio di come con impegno e lavoro di squadra si possono raggiungere risultati straordinari e nel contempo promuovere la cultura di uno sport sano e rispettoso. La targa che oggi vi viene consegnata non è solo simbolo di riconoscimento per i traguardi raggiunti,
ma anche un segno di stima e gratitudine per il vostro contributo in una disciplina che grazie a voi continua a crescere ed essere apprezzata. Ogni vittoria, ogni obiettivo raggiunto è frutto di un lavoro quotidiano che spesso non si vede, ma che è alla base del vostro successo. Quindi a nome di tutti noi vi ringrazio sinceramente per la vostra passione, il vostro impegno e la vostra dedizione. Siete un esempio per tutti coloro che con determinazione e costanza perseguono i propri sogni. Concludo augurando a voi, a tutti, di continuare a mirare sempre più in alto, perché la strada che avete intrapreso è una strada che porta sempre lontano e il sogno che diventa realtà, quello di mirare in alto, l'obiettivo si raggiungerà. Quindi grazie da parte mia e cedo la parola all'assessore Cristiano. Beh, io vi porto i saluti del Presidente Zaia e della Giunta regionale. Subito ci siamo messi al lavoro quando Fabiano ci ha proposto di partecipare anche come Giunta a questa bella celebrazione. E quindi devo dire abbiamo fatto veramente un bel lavoro di squadra, ma ci tenevamo perché è lo stesso lavoro di squadra che voi state dimostrando nei risultati che raggiungete. Una federazione è orgogliosa di voi, state tenendo veramente il nome dello sport veneto al centro dell'eccellenza sportiva nazionale e internazionale, e devo dire che questo collegamento tra il mondo venatorio e il mondo della caccia, con le sue tradizioni, la sua profonda cultura e il mondo dello sport, secondo me è un elemento che va valorizzato sempre di più. Un tempo anche la stessa Federcaccia era CONI, oggi non lo è più, ma secondo me non deve perdere questo legame, e quindi attraverso le federazioni legate al tiro al volo e agli sport collegati mantengono questo profondo legame che dà anche una valenza sportiva al mondo venatorio. La regione del Veneto, vi dico, è una regione di cacciatori e di sportivi, perché siamo tra le prime regioni in Italia per numero di praticanti di attività sportiva. Abbiamo più di 500.000 tesserati nelle varie discipline, quindi vuol dire che un veneto su 10 o più di un veneto su 10 pratica attivamente sport. E a pieno titolo gli sport legati al tiro entrano a far parte di questo mondo così importante. Ma voi avete appunto questo valore aggiunto, che rappresentate anche il mondo venatorio, della ruralità, dell'attaccamento al territorio, alle tradizioni, alla nostra storia, di coloro che si sono sempre sporcati le scarpe di terra perché si occupano per primi dell'ambiente e di gestire il loro territorio. E quindi io direi che chi fa uno sport legato all'arte venatoria lo fa a testa alta e lo fa in modo ancora più importante rispetto a quello che è un contesto normale. Quindi per sottolineare come noi, come Veneto, regione di sportivi e regione di cacciatori, oggi con voi sublimiamo un po' quello che è il nostro modo di essere. Io ho il piacere di poter consegnare questa targa, che è rappresentativa del nostro leone, e quindi... Io non sono in rappresentanza di o l'assessore? Abbiamo l'amministrazione comunale, non so come è il cerimoniale. Claudio. Allora Claudio, lo consegniamo a te, l'assessore, vieni. E consegniamo, prego. Fabiano, vieni Catia. Presidente, La riceve il Presidente. La riceve il Presidente. Allora, chi la riceve? Il Presidente. Ok, facciamo una foto. Allora, Adesso facciamo dire due parole al Presidente, però. Prego. allora, intanto grazie a Fabiano che, al di là dell'amicizia di oltre 50 anni, ne avevo parlato ad agosto di voler fare questa iniziativa, si è prodigato e ce l'abbiamo fatta. Ecco, io ringrazio perché questo è un avvenimento secondo me storico,
Parlavo 2 secondi fa con il presidente dei Ciambetti e ci domandavamo perché la Federcaccia è fuori dal CONI. Io ci ho pensato tanto, gli ho detto perché siamo fuori. E mi auguro che questa iniziativa, ma è il mio pensiero, possa spingere il Consiglio regionale, la Giunta regionale, i membri della Regione Veneto a riportare la caccia, la Federcaccia, la caccia, ma tutte le associazioni all'interno del CONI, perché noi che facciamo la doppia o la tripla passione ci porta ad essere anche atleti, perché tutti voi quando vi preparate per un campionato italiano fate lo sport e caccia è sport, attività è sport, perciò noi dobbiamo ritornare CONI. Io mi auguro che questa iniziativa, al di là del vostro valore, del nostro valore, perché è vero, le 74 medaglie, i 35 titoli hanno un peso, perché siamo partiti nel 2016, ma il mio augurio è quello che la caccia, i cacciatori, la Federcaccia, i miei dirigenti devono far ritornare all'interno del CONI, perché altrimenti non avremo un futuro. Grazie a tutti, grazie Presidente Zaia, grazie Presidente dei Ciambretti. Siamo dimenticati, no, quando ci siamo conosciuti, perché io avevo 50 anni, vi ricordate la Liquigas? Sì, Squadra del del ciclismo? è un dirigente. Con lui Spendo 2 parole, io la mia passione è anche della bicicletta, questo è un dato acquisito. Ecco, io ho la passione anche della bici, ho frequentato la Liquigas, la squadra di giovani che oggi ha portato Nibali, Saga. Io mi sono vantato di aver portato Vincenzo Nibali 2 volte a Musile di Piave, alla festa dello sport, 2 volte. Nibali quell'anno è arrivato secondo alla Vuelta e l'anno dopo ha vinto il Giro. Io ho portato a Musile di Piave con l'assessore Pivetta, ecco, perciò ho avuto anche questa fortuna dopo di conoscere questi grandi atleti. E Fabiano anche su questa cosa l'ho intrufolato. Ecco, dico una brutta parola perché è una bella parola. Ma sempre bene Fabiano. Ecco, perciò l'amicizia, la bicicletta, la caccia, i cacciatori, la politica c'è sempre unito per portare a casa, per il territorio soprattutto, perché io credo molto al territorio. Ecco perché mi auguro che questa cosa abbia un proseguo. È chiaro che avere degli amici è sempre una bella cosa. Allora, noi del Presidente dei Ciambetti avevamo pensato, parlando con il mio gruppo, perché io mi confronto con il mio gruppo, questa è per l'assessore di Corazzari. Parlo sul microfono.
Questa è la maglia ufficiale del gruppo tiro campione italiano. Il Presidente del Consiglio Ciambretti con la maglia ufficiale della nostra assessora. Apriamo a Marilisa Coppo. Apriamola pure. E possiamo aprire anche quella del Presidente Zaia. Sì. Questa è quella ufficiale da podio. La tieni te Fabiano questa. Fabiano. Zaia è sicuramente sempre sul podio. Fuori classe. Fabiano, tegnila. Che succede? Visto che c'era un po' di confusione nel momento della medaglia, se abbiamo un istante per... Metti sul microfono. Giralo di qua, così. Grazie. Giustamente